buon pomeriggio e benvenuti a tutti a questa nuova live di Reni J. Benvenuti a tutti. Oggi è domenica 28 luglio 2024 e sono le ore 16:19. Ok? Così come faccio sempre in avvio di live, appunto vi dico che ore sono. Siamo qui a Roma. Pronti per affrontare un nuovo unboxing, per aprire un'altra scatola, una scatola che dentro ha un bel po' di storia, bisogna dirlo. Devo introdurre, scusate un attimo che volevo fare una cosa, proviamo ad andare in live anche nel mondo del vinile sul nuovo social Waveful. Ok, dovremmo essere in live anche su Waveful, il nuovo social tutto italiano. Sono disponibili anche lì le live, quindi per chi vuole trovate il link in descrizione su YouTube, in descrizione di questo video. Se volete iscrivetevi a questo nuovo social Waveful, perché cercherò per quanto possibile di andare in live anche su questa nuova piattaforma. Ok? Detto questo, allora qui vedete già il coltellino rosso, il mio fidato coltellino rosso con cui faccio sempre gli unboxing oramai da tanti anni. Apro le scatole con questo coltellino rosso e dobbiamo andare ad aprire la scatola che è qui sotto. Per quelli che stanno su YouTube si vede bene perché lì è orizzontale la ripresa, mentre sul nuovo Waveful la ripresa è come TikTok, è verticale. Ok, quindi da una parte siamo su 16 noni, dall'altra 9 sedicesimi. Ok, Luke 74, salve. Allora, per chi non... io lo dico sempre quando si connette qualcuno che ha un bel canale YouTube, andate a cercare Luke 74 Channel su YouTube, mettete un bel segui, andate a seguire il canale di Luke 74 Channel. Ricordiamo che classe 74 è sinonimo di qualità. Soprattutto noi del 74 siamo molto nostalgici, molto legati, a ciò che ha caratterizzato la nostra infanzia, ok? Ed è proprio di questa nostra infanzia, più che infanzia, io ero già abbastanza grande perché già facevo anche il DJ, negli anni in cui sono usciti, gli originali di ciò che contiene questa scatola. Quindi è necessario fare una piccola introduzione. Erano gli anni 90 quando un tizio insieme ad un altro se ne uscirono con un brano e loro non so se si aspettavano che questo brano avrebbe fatto la storia, che questo brano sarebbe stato 74isti, sì, 74isti, vedi, riesco a dirlo abbastanza bene, anche se sembrano scioglilingua, classe 74isti. Dicevo che questi due personaggi si sono presentati con un brano che è entrato di prepotenza nella storia della musica. Allora, ricordiamo che all'epoca la musica, stava cambiando, noi avevamo grandissimi cantautori come Baglioni, Cocciante, Venditti, Vasco Rossi, avevamo tanti cantautori belli potenti. D'altro canto avevamo un nascere di un qualcosa di diverso dalla musica a cui eravamo abituati, dalla musica d'autore. Questo qualcosa di diverso era capitanato, secondo me, da Giovanotti, che se ne uscì con Gimme Five ed ebbe un successo enorme, E qui la festa, ne potrei citare tantissime di canzoni di Giovanotti di quel periodo. Oltre a lui poi si presentò al Festival di Sanremo addirittura un comico che era Francesco Salvi, cioè c'era un cambiare della musica, ok? Quindi da una parte avevamo uno zoccolo duro di musica d'autore molto potente, molto valida,
dall'altro il nascere di qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo veniva presentato anche spesso in una trasmissione estiva che ha riempito le notti e diciamo le serate di noi che eravamo diciamo tra i 15 anni e i 20 anni in quell'epoca, che era il Festival Bar. Il Festival Bar d'estate la faceva da padrone, si sentivano tutti i brani che venivano presentati sul palco, ok? E questo brano di cui sto parlando dà il titolo all'album. Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Non contenti di questo successo di quest'anno, a distanza di pochi mesi, perché poi alla fine non fu proprio l'anno dopo, poco meno di un anno dopo, uscì l'altro disco che era, oddio, mo sto facendo un attimo di confusione tra Nord, Sud, Ovest, Est e La donna, il sogno e il grande incubo, perché questi ebbero lo stesso identico successo. Guardate, questo è La donna, il sogno e il grande incubo, tra l'altro pure picture disc, e io ho l'originale anche in 3D, come ho detto già in diverse altre live. Io ho di questo qui, che adesso qui lo vedete imballato ancora, perché questi li prendo più per collezione, visto che sono delle ristampe. Vedete? Queste sono delle ristampe, faccio vedere anche a chi è collegato da Waveful. Sono delle ristampe. Ah, per chi è collegato da Waveful hanno detto pure chi è del 76, sì, senz'altro. Pure chi è del 76 ha vissuto in pieno questi anni, Quindi questo è La donna, il sogno e il grande incubo, e poi c'è il terzo che è Nord, Sud, Ovest, Est. Questi tre poi insieme a La dura legge del gol hanno decretato un successo grandioso degli 883, ok? Pezzali Repetto, vabbè. E quindi diciamo questi tre, anche qua, io ci metterei anche La dura legge del gol, perché La dura legge del gol è stato un grande successo e io sto aspettando che riesca in vinile, ma soprattutto in picture disc, ok? Quindi gli 883 hanno fatto la storia partendo da un brano che venne presentato così, quasi per gioco. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, ok? E io da lì ho cominciato a collezionare un po' tutto, già ho fatto vedere in altri video, quindi se volete andate sul mio canale YouTube e andate a vedere tutti gli altri video in cui ho fatto vedere la grandissima collezione di CD che ho di Max Pezzali e degli 883, ho fatto vedere anche tanti vinili che ho degli 883, e adesso qui per esempio ecco vi faccio vedere quest'altro, questo pure è una bellissima compilation, queste sono le canzoni alla radio di Max Pezzali, sono ben 3 vinili colorati, ho io di vinili colorati degli 883 ho Remix 94 che è qualcosa di spettacolare, erano 3 vinili, dentro c'erano remix by Datura, remix by Molella, remix by Fargetta, di tutte le canzoni di quegli anni degli 883. Ovviamente di quei 3 vinili ho anche il relativo CD originale che è mono CD, è un solo CD, mentre su vinile uscirono 3 vinili colore giallo, arancione e rosso. Bellissimi quei 3 vinili, li ho usati, li uso ancora tantissimo, me li sento per me, mentre prima li mettevo durante le mie serate da DJ, adesso purtroppo le serate da DJ non si fanno più, e quindi salutiamo Ciampicone, attore comico che si è collegato tramite Waveful sul canale Il Mondo del Vinile, ok? E questa è un'altra ristampa che è uscita da pochissimo, Nord, Sud, Ovest, Est, con copertina in bianco e nero da colorare, ovviamente edizione a tiratura limitata, e questo è il numero 486, come vedete, numero 486. Non sono riuscito sempre su Waveful ad attivare lo specchio della fotocamera, quindi per chi è collegato su Waveful queste copertine le sta vedendo tutte al contrario, ok? Io ho la telecamera per Waveful un po' più sotto, E adesso siamo arrivati a dover aprire questo pacco. Allora, diciamo qualcosa riguardo questo pacco. L'acquisto è stato fatto su Warner Music Italia,
sul sito della Warner Music. I diritti quindi di questi vinili sono in mano alla Warner. Ovviamente è stato spedito da Discoteca Laziale, vedete De Vita il nome mio, discotecalaziale.com, perché poi la discoteca laziale per Roma soprattutto, ma anche per diverse altre regioni d'Italia, ha l'esclusiva di distribuzione dei vinili anche della Warner Music Italia. Ok? Quindi vi può capitare che se acquistate dei vinili sul sito della Warner, ma anche della Sony Music, e attenzione, qualche volta può capitare che vengano spediti direttamente dalla sede storica della discoteca laziale in Roma, via Mamiani, praticamente attaccata alla fermata che una volta si chiamava Laziali di Roma Termini. Ok? Se capitate a Roma, se siete appassionati di vinili e di musica, una sosta alla discoteca laziale è d'obbligo. La discoteca laziale è diciamo, un punto di ritrovo per tutti gli appassionati audiofili, perché vende anche altoparlanti, amplificatori, giradischi di ottima qualità, oltre a CD, vinili e quant'altro, anche magliette, quindi merchandising, anche tutto legato alla musica. Ovviamente hanno anche DVD, Blu-ray, i film e quant'altro, però soprattutto curano parecchio il merchandising, quindi anche le magliette, abbigliamento, cappellini, eccetera. Quindi fermatevi almeno una tappa alla discoteca laziale a via Mamiani in Roma. Ok? Detto questo, dobbiamo procedere all'apertura di questo scatolo. Vedete come imballano bene i vinili per non farli rovinare? Hanno queste scatole che sono diverse a seconda del numero dei vinili che uno va ad acquistare. Sempre con il mitico coltellino rosso, come ho già detto, andiamo a rompere lo scotch. Ok, con il mitico coltellino rosso lo poggiamo qua e andiamo a fare l'apertura. Allora, ecco qua. Non era tanto attaccata diciamo, lo scotch, comunque è uno scotch telato, quindi c'erano diciamo, tutta la parte telata che andava appunto a reggere. Ok, vediamo cosa conteneva questo pacco. Ok, pronti? Partenza, andiamo a vedere la regola dell'amico. Questo è il mix che uscì all'epoca con tantissime versioni, tra l'altro ci sono diversi anche jingle, al lato A, lato B. Allora andiamo a vedere, tanto agli amici di Waveful non lo faccio vedere perché non avendo lo speculo della telecamera non si leggerebbe niente. Ve lo leggo però, ve lo faccio vedere da lontano, eccolo qua. Questa è la copertina, la regola dell'amico, facciamolo vedere anche a chi è collegato da YouTube. Allora, la regola dell'amico, e andiamo a leggere quali sono le versioni. Scusate. Allora, lato A c'è il Silver Mix, l'album version, quella che trovavamo nell'album, la Devotional Mix e l'Original Dance Mix. Al lato B c'è Dance Authority Mix, 883 Orchestra, Funky Dub Connection, e poi ci sono Jingle 1, Jingle 2, Jingle 3, Jingle 4, e poi c'è 8 The End. Quindi sono diverse tracce. Noi siamo abituati, noi DJ facevamo diciamo la collezione e avevamo tantissimi dischi mix, proprio perché in un disco mix ci sono delle versioni che non si trovano da nessun'altra parte se non del disco mix, non si trovavano. Adesso basta andare su YouTube e trovate 2000 versioni per ogni cosa, anzi trovate pure le versioni che non sono mai state incise su vinile, perché uno stesso brano, che ne so, la regola dell'amico, può essere remixato da tantissimi DJ e quindi trovate le versioni remixate anche che non sono diciamo tra virgolette ufficiali, cioè stampate, e diciamo di questi vinili viene pagata la SIAE, quindi sono tutte diciamo versioni originali, mentre poi si possono fare dei remix non ufficiali. Quindi questi sono quelli ufficiali, poi ci sono quelli non ufficiali che molti sono anche molto molto belli,
ci sono dei remix bellissimi di qualsiasi brano, andate su YouTube e trovate dei remix molto molto belli di qualsiasi brano, anni 70, 80, 90, quello che vi pare, ma ci sono dei bravissimi DJ che ancora oggi remixano brani anche vecchi per renderli magari un po' più attuali, perché no? Allora andiamo avanti, ecco, questo è un brano che è uscito da poco di Max Pezzali, si chiama Discoteche abbandonate, vedete c'è scritto RMX, perché allora insieme alla versione originale, guardate, faccio vedere anche agli amici collegati da Waveful, questa è la copertina di Discoteche abbandonate. Tra l'altro agli amici di Waveful voglio dire che i mix che sono contenuti in questo vinile Discoteche abbandonate li trovate tranquillamente dentro Disco Music 70, 80, 90, ok? Dei pezzettini, trovate dei pezzettini presi appunto da questo vinile e pubblicati su Waveful, dentro diciamo l'isola. Su Waveful ci sono tanti gruppi che vengono chiamate isole, nell'isola che si chiama Disco Music 70, 80, 90. Allora, facciamo vedere invece agli amici di YouTube, di Facebook, le versioni che ci sono. Allora, al lato A abbiamo Discoteche abbandonate, la versione normale ufficiale, poi c'è Discoteche abbandonate e c'è Albertino e Fargetta Remix, vedete? Albertino e Fargetta. Poi c'è al lato B c'è Discoteche abbandonate, Datura e Matteo Sala Remix, e poi c'è Discoteche abbandonate, Franco Moiraghi Remix. Questi tre remix sono veramente veramente belli, devo dire la verità. A me la versione originale, devo essere sincero, non era piaciuta tanto, forse era poco ritmata, poco. Invece le versioni sia di Albertino, di Datura e di Franco Moiraghi, prima era Franco Moiraghi, Franco Moiraghi remix, molto molto belle, devo dire la verità, e ha guadagnato molto questo brano, che è dedicato alle discoteche abbandonate, che se andate a cercare sia su Facebook sia su YouTube ci sono dei canali dedicati a tutte quante quelle discoteche e quei templi della musica degli anni 90, che purtroppo sono anni, 10, 15, 20 anni, che sono abbandonate a loro stesse e nessuno ha ripreso in mano quei locali per farne, che ne so, un'altra discoteca o quantomeno un bar, un pub, un ritrovo per ragazzi, perché vedere diciamo, quei locali così belli che all'epoca erano il tempio, ma non solo della musica, ma anche delle luci, c'erano delle luci pazzesche, questi corridoi pieni di lampade di wood, qualcosa che non si può neanche descrivere a parole, perché davano emozione, che poi portavano in queste piste da ballo che erano un'unione di gente che ballava, luci di tutti i tipi e musica, casse bassi per terra dappertutto, tutti gli alti messi in alto vicino a tutte le luci, a tutti gli spot che c'è, era qualcosa. Poi c'erano discoteche che facevano a gara a chi aveva l'impianto luce e audio migliore, e quindi tu passavi da una discoteca all'altra e sentivi questi impianti sempre al massimo, sempre al top, vedevi queste luci, questi spot che facevano tutti questi effetti luce, qualcosa che ti rimane nel cuore, non si può spiegare, non si può ricordare, è qualcosa di magico, ecco, non mi veniva la parola, qualcosa di magico. Questo è la ristampa di un disco che io ovviamente già ho, quello di prima non ce l'avevo, questo qua, La regola dell'amico, devo essere sincero, non ce l'avevo, ma questo qui ce l'ho. Questo è con un deca, qui ci sono tutte le parole della canzone, vedete? Questo è con un deca, è ancora attuale, perché con 10 euro mi sa che manco esci di casa. Questa era limited edition, l'etichetta che distribuiva questi remix di musica italiana. Ovviamente vedete qui è scritto edizione limitata vinile Bordeaux da 180 grammi. E adesso andiamo a vedere, questo è il numero 409, ok? Guardate, numero 409. Ovviamente, ripeto, su Waveful non c'è l'effetto specchio, ok?
quindi ecco qui 883 remix, e qui non c'è, perché qua dietro c'è scritto limited edition, mi pare che ci sono 3 versioni di questo brano, adesso però non mi va di aprirlo attualmente, però se non ricordo male c'erano 3 versioni, 2 al lato B e una al lato A, una più bella dell'altra. Con un Deca non si può andare via, non ci basta neanche in pizzeria. Allora, questo è Nella notte, il remix di Molella, guardate, Nella notte, Molella remix, ok? Sempre limited edition, distribuzione, e ovviamente adesso sotto c'è Warner Music Italia, il loghetto della Warner Music, qui, e andiamo a vedere anche questo che numero è. E questo è il 343. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, che ho una videocamera spettacolare qua, super full HD, però con Windows 7, vedete, limited edition 343, copia numero 343, vedete, Nella notte Molella remix. Pure qui mi pare che erano tre versioni. Ho questo, come leggete qui, edizione limitata, vinile giallo, sempre da 180 grammi, ok? Andiamo avanti. Questo è un altro brano che ha fatto la storia, Gli anni d'oro del Grande Real. Eccoci qua, guardate, questo è Gli anni d'oro del Grande Real. Allora, anche di questo brano qui ci sono 4 versioni, qui dietro c'è tutto scritto, vedete, faccio vedere pure agli amici. Allora, al lato A c'è sta Bliss Team Classic Remix, ricordo che Bliss Team andavano fortissimo in quegli anni, e poi Bliss Team Downbeat Remix, poi c'è Giorgino Prezioso Remix e versione 96, vedete? Questo è Gli anni d'oro del Grande Real. Allora andiamo a vedere, anche questo è in tiratura limitata numerata, e andiamo a vedere che questo è il numero 758, limited edition 758, Gli anni degli 883, altro brano che ebbe un successo enorme, remixato dal grande anche Giorgio Prezioso e dai Bliss Team. Ok, ovviamente queste versioni remixate le trovate tutte su YouTube, ok? E questo è l'ultimo, Viaggio al centro del mondo. Io ho un'altra versione di questo vinile, e niente, questa è sempre una versione limited edition, vinile arancione da 180 grammi, vedete? Viaggio al centro del mondo, ci siamo dentro anche no? E qui ci sono 4 e 3, 7 versioni, addirittura 7 versioni. Andiamo a vedere quali sono queste 7 versioni. Allora, la prima del lato A parte subito con la versione radio, che diciamo è quella più corta possibile per essere trasmessa per radio, perché per radio dovevano essere in un range la lunghezza dei brani, e tra l'altro dura pure tantissimo, perché 3 minuti e 53, prima di solito per radio erano circa 3 minuti e 30, 3 minuti e 20 i brani in radio version. Poi c'è Eiffel 65 remix da Gabri Ponte, ovviamente l'ha remixato, Radio Cut 4 minuti e 21, Eiffel 65 remix Gabri Ponte, Mine remix 5 minuti e 36 secondi. Poi c'è l'album version, l'ultima del lato A, 3 minuti e 56. Poi c'è la Mosso Club, la prima del lato B, Mosso Club remix 5 minuti e 55, bellissima deve essere questa versione. Poi io tra l'altro il mio vinile non mi ricordo se c'era tutte queste versioni, dovrei andare a vedere, purtroppo in sala hobby mi era molto, cioè non ho potuto prenderlo, sta giù, sta in mezzo a tutti gli altri vinili, c'ho l'archivio che sto portando avanti, però era complicato andarlo a prendere, quindi se no l'avrei preso, avrei fatto un confronto. Comunque la seconda del lato B è Mosso Radio Edit, e la terza del lato B è la Mosso Latino Mix, ok? E quindi questo è Viaggio al centro del mondo, ci siamo dentro anche noi, ok?
E questo è sempre Warner Music Italia, e vediamo il numero di questo vinile è 116. Me ne manca però uno, aspettate, forse, allora, aspettate un attimo, ne abbiamo saltato uno, ah no, eccolo, questo non so se ve l'avevo fatto vedere, la regola dell'amico, sì, l'abbiamo visto, non so se vi ho fatto vedere che numero è questo, perché l'avevo visto, stava, quando l'ho aperto stava così, avevo visto, guardate un po' che numero è, questo è il numero 4, limited edition, numero molto molto basso, 004. Ok, avevo visto che c'era uno 004, non so se ve l'avevo fatto vedere il numero di questa edizione limitata, ed è il numero 4, numero molto molto basso. Ok, quindi devo dire la verità, la regola dell'amico, molto bello come brano, quindi uno più bello dell'altro. Questi brani sono tanti dischi mix degli 883, era tantissimo che non compravo dischi mix nuovi. Andiamo a rivedere Viaggio al centro del mondo, Viaggio al centro del mondo, la regola dell'amico non sbaglia mai, la regola dell'amico non sbaglia mai, poi discoteche abbandonate. Questo è l'ultimo brano, diciamo, che è uscito di Max Pezzali, qualche mese fa è uscito in tutti, in digitale, in tutti gli store e anche in vinile. Poi ristampo ovviamente di Con un Dega, remix anche di poi mi sembra che c'era pure il remix di Prezioso, Con un Dega non si può andare via. Poi Nella notte, Molella remix scritto gigantesco, sempre limited edition dietro. E poi c'è Gli anni d'oro del Grande Real, sempre remix by Bliss Team e dai Giorgino Prezioso remix. Ok? Allora, quindi detto questo, abbiamo fatto questo unboxing. Io diciamo mi ero preparato appunto per fare questa cosa. Oggi è domenica, qui a Roma fa un caldo incredibile, infatti tra poco mi sa che mi vado a fare proprio un bagnetto, c'è una piscinetta lì fuori alta 60 centimetri, però meglio di niente, quello ce l'abbiamo, quello ci possiamo permettere, quello sfruttiamo. Ok? Allora, 883 hanno fatto la storia, soprattutto con questi brani remixati, sono usciti nuovamente. Tra l'altro io volevo vedere se vi posso far vedere, diciamo, allora, su Warner Music, ecco, allora, andiamo a vedere, ma sì, vi faccio vedere questo carrello, va, prima di chiudere, allora, un attimino che mi organizzo, ok. Quindi questo lo posso mandare sopra, eccoci qua. Allora, questo sto facendo vedere agli amici che ho OBS, agli amici di Facebook e di YouTube. Allora, vedete, questo è Discoteche abbandonate, vinile rosso trasparente con due figurine speciali, esclusiva Warner Music Italia, 20,90 € e questo è il vinile. Con un Deca Original Version 180 grammi, vinile Bordeaux, quindi rosso scuro con due figurine, 24,90. Questo è sempre shop warnermusic.it, ok? Poi c'è Nella notte Original Version 93, vinile 180 grammi giallo con due figurine speciali, 24,90 €. Gli anni Original Version 96, vinile 180 grammi rosso con due figurine speciali, 24,90 €. La regola dell'amico Original Version 97, vinile 180 grammi blu con due figurine speciali, 24,90 €. E Viaggio al centro del mondo Original Version 2000, vinile 180 grammi arancione con due figurine speciali. Ok, non guardate il totale perché io ho anche altri vinili sopra. Quindi questi sono 24,90 €. Ogni singolo, guardate che è un prezzo abbastanza alto secondo me, 24,90 € per un mix, però dovete metterci che diciamo non state comprando solo un disco mix, ma un disco mix colorato in tiratura limitata. Quindi in questo caso magari un sovrapprezzo di quei 5-6 € in più è giustificato, ok? Quindi diciamo che 25 €
secondo me questi quando finirà la disponibilità presso la Warner Music Italia, vedrete che saliranno anche di prezzo, come del resto fanno tutti i vinili degli 883. Io ho visto, ce n'ho diversi che ho comprato le ristampe e adesso sono andato a vedere le quotazioni, le valutazioni sono anche molto importanti, anche più del doppio di quelle che io l'ho pagate. Quindi non pensate di diventare ricchi assolutamente. Magari un vinile che voi avete pagato 35-40 euro un LP, magari adesso la quotazione è magari 70-80 euro, quindi non è che diventate ricchi, però diciamo che acquistano valore abbastanza facilmente i vinili degli 883, ok? Cosa non si può dire però per i CD, perché i CD si stanno svalutando tantissimo e quindi tra un po' non sapremo più che cosa farcene di tutti questi CD e quindi si svaluteranno ancora di più. Il vinile invece riesce a mantenere e ad acquistare ancora valore nel tempo, ok? Allora, sono 32 minuti di live, io sono molto sudato, qui a Roma fa veramente tanto caldo, quindi direi di salutarci qui, di darci appuntamento ad una prossima live che non so quando sarà. Io vorrei cominciare a fare delle live giornaliere per recuperare tutto il tempo perso, in quanto guardate, vado a prendere una cosa, torno subito. Allora, ecco, questi sono gli ultimi due acquisti per quanto riguarda le mie passioni. Il numero 3 di Retro Computer, edito sempre da Sprea, dove in prima pagina hanno messo un Commodore VIC-20 che, come tutti sapete, è stato il mio primo personal computer, il mio primo home computer, la prima tastiera computerizzata che è venuta in mio possesso e ha decretato, diciamo, la mia passione per, diciamo, i computer e tutto ciò che ci gira intorno, per i server e per tutto quanto quello che diciamo ha a che vedere con i computer. E poi un'altra mia passione ovviamente sono i robot, ok? Robot dell'animazione giapponese, e qui vediamo i classici Grande Mazinga, Mazinga Z, Goldrake, Daltanius, Gigrobot, Trader G7, Gundam, Daidan 3, ok? Quindi quelli sono i più, diciamo, questi che sono in questa prima pagina, in questa copertina, sono i più famosi in assoluto dei robot. Chi non ha conosciuto Trader G7 o Daltanius o addirittura Titan 3, Gundam, Gig Robot d'acciaio, il grande Mazinga, Mazinga Z e Goldrake, diciamo sono i più famosi di tutti e ovviamente io, vedendo una copertina del genere, purtroppo sono attirato nell'acquisto di queste riviste. È purtroppo un mio, chiamiamolo così, difetto di, di andare ad acquistare queste riviste. E quindi dobbiamo fare lo sfogliamo insieme di tutta quella pila di riviste che avete visto nei miei ultimi video. Diciamo che per farlo, anche volendone fare un paio al giorno, ci vorranno tante live, almeno una ventina di live. Poi se ne riusciamo a fare magari una al giorno, tiriamo un po' più avanti questo appuntamento. Vediamo se riesco ad organizzarmi. Se riesco ad organizzarmi, volentieri una live quotidiana ogni giorno, magari a un orario diverso, appena ho diciamo quella mezz'ora, tre quarti d'ora libera, magari faremo una live dedicata allo sfogliamo insieme e magari partiamo proprio dall'ultima per poi andare indietro. Vediamo un po', anche se vorrei dedicarmi un po' al retro computing, che è un argomento che ho lasciato un po' indietro perché ultimamente mi sono dedicato parecchio ai vinili. Ho un'ultima cosa, sta per uscire l'ultimo vinile della collezione 1010 di Renato Zero, dei vinili di Renato Zero. Quando uscirà quello ci sarà un'enorme live in cui andremo a vedere tutta la collezione completa 1010 di Renato Zero su vinile. Ok? Detto questo vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento di giornata, buona domenica, buon pomeriggio. Sono le ore 16:53 di questo 28 luglio 2024. Grazie a tutti di essere stati con me. Andiamo come sempre a cercare la sigla. Ok, andiamo a vedere la sigla. Ok, la sigla finale è pronta, quindi Reni J,
vi saluta, vi ringrazio di essere stati con me questa mezz'oretta abbondante e vi dà appuntamento alla prossima live. Grazie mille a tutti, se vi fa piacere mettete un like al video e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube. Grazie mille a tutti, buon proseguimento di giornata, ciao!